Ha fatto tappa ad Agrigento il tour di Sud chiama Nord in vista delle prossime amministrative del 28 e 29 maggio. Sud chiama Nord è un partito nuovissimo, nato da pochissimo, ma che in soli pochi mesi è riuscito a far eleggere 8 parlamentari regionali e 2 deputati nazionali. Un partito, a detto del leader Cateno De Luca, che parte dal basso, parliamo di uomini e donne libere che hanno creduto nel progetto. Il candidato alla regione De Luca e il risultato che abbiamo ottenuto è stato comunque un successo perché ci ha visto i primi tra i partiti in tutta la Sicilia. La strada è stata tracciata, adesso non resta che ripercorrerla insieme. Saranno 14 comuni impegnati nella provincia di Agrigento in questa tornata elettorale, cui Nord chiama Sud sarà presente senza ovviamente trascurare le provinciali e le europee che ci attenderanno il prossimo anno, ha affermato De Luca. A coordinare le interlocuzioni nel territorio agrigentino, come annunciato dallo stesso leader di Nord chiama Sud Cateno De Luca, sarà Giuseppe Di Rosa. Non potevo dire no a Cateno, ha affermato Di Rosa. Non mi aspettavo che mi investisse nel ruolo di coordinatore provinciale. Onorevole, si voterà ad Agrigento in 14 comuni, tra cui un comune abbastanza grosso che è Licata. Ci vuole anticipare qualcosa sulla vostra linea politica? Andrete con altri, correrete da soli, presenterete delle liste, insomma qualcosa di fattivo in merito? Noi stiamo lavorando dove ci sono le condizioni per delle nostre proposte. Sto venendo in questo momento proprio da Castrofilippo, dove abbiamo il nostro candidato, la nostra candidata, con una lista proprio Sud chiama Nord. Come in altre realtà stiamo inserendo dei candidati in delle liste civiche. Sull'Icata c'è un discorso in atto che naturalmente ci porta ad inserirsi in un contesto nel quale si individuerà un candidato sindaco proprio nelle prossime ore, proprio per affermare anche all'Icata una nostra posizione di rinnovamento. Ovviamente noi siamo sintonizzati con le proposte che ci mettono a nostro agio, cui non ci troverete mai nella compagine complessiva del centrodestra, per esempio, ma potremo anche vederci alleati con un pezzo di centrodestra dove questo va spaccato. Noi abbiamo una coerenza che abbiamo proposto già durante le elezioni regionali, alle quali non rinunciamo, e di conseguenza le nostre prese di posizione già nelle città capoluogo stanno dando un segno chiaro di coerenza, ma soprattutto anche di elementi di novità per creare nuova classe dirigente. Onorevole, un breve bilancio di questi mesi alla regione siciliana. La vostra presenza si è caratterizzata in diversi punti, in diversi settori. Diciamo che Schifani non c'è, la maggioranza non si è vista e noi dall'opposizione siamo riusciti realmente a fare una legge di stabilità. Abbiamo consentito a questo governo di farla in tempi record perché l'assessore Falcone ha deciso di cambiare Viagra, ha usato il Viagra De Luca e quindi l'ansia di prestazione da questo punto di vista ha portato a un risultato. Ed è la prima volta dopo anni che si ha una legge di stabilità quasi nei tempi previsti dalla legge. Ovviamente abbiamo sfidato Falcone e il presidente Schifani a portare questa volta il bilancio e legge di stabilità del 2024 entro ottobre del 2023. Saremo pronti anche lì ad accettare la sfida e naturalmente a renderla con un senso anche e con una strategia, cosa che prima non c'era, e grazie al lavoro che abbiamo fatto dall'opposizione questo quantomeno si è avuto. Cosa ne pensa di questa proposta del Presidente dell'Ars del test antidroga? Guardate, nessun problema, tutto va bene per poter dare l'esempio ai cittadini e ovviamente anche questo può diventare un elemento quantomeno per dire ai giovani non vi fate del male con le vostre mani. Come mai Peppe Di Rosa è qua al suo tavolo? Ma noi abbiamo mancato il seggio ad Agrigento per una manciata di voti e abbiamo bisogno di rafforzare il coordinamento e anche quelle che sono le nostre posizioni sul territorio. Ho chiesto a Peppe attraverso Ismaele di coordinarci questa competizione elettorale e ovviamente di proseguire con noi un lavoro importante. Abbiamo bisogno di gente di esperienza e soprattutto di gente che, al di là di quelle che sono state le esperienze politiche, oggi si faccia carico di questa strategia di rinnovamento che è rappresentata da Sud chiama Nord. Giorni fa mi ha chiamato Cateno De Luca, mi ha proposto una questione più che altro organizzativa. Sì?
sono il riferimento per la provincia di Agrigento, prendo il posto di Ismaele Lavardera, deputato regionale. Ho già dato segno di essere già sul campo, abbiamo già un candidato sindaco in quel di Castrofilippo, una ragazza, l'avvocato Dainotto. Stiamo andando adesso a Licata perché abbiamo interlocuzioni, stiamo muovendoci su Membi, ci stiamo muovendo su Ravanusa, su Ioppolo, ci stiamo muovendo. Sono 14 comuni che vanno al voto, coordineremo immediatamente la nascita e possibilmente i nostri candidati. E nel frattempo abbiamo iniziato, promuoveremo l'iscrizione ai nostri circoli, c'è il 2 per 1000, c'è tanta carne al fuoco che a breve mostreremo con una nuova sede, un coordinamento, cercheremo subito di dare modo alla gente di capire che Sud chiama Nord è sul territorio. Cosa l'ha spinta a questa decisione di rientrare in politica? Ma guardo Cateno De Luca da un po' di anni, da quando era sindaco di Messina, ci siamo conosciuti, lui mi aveva già quasi convinto a candidarmi alle regionali, ho evitato io perché non me la sentivo ancora di fare altro. Oggi invece mi chiama a Palermo, mi propone una questione organizzativa, organizzerò il partito, il movimento in provincia, hanno riconosciuto in me delle doti che io stesso so di avere, ma non pensavo se ne fossero accorti gli altri. Con questo incarico lascerà il Codacons? Assolutamente no, non è incompatibile, io sono sempre al servizio della città, rimango al servizio della città, nessuno mi può dire di non fare quello che sto facendo, lo sto facendo dedicando tanto tempo del mio tempo senza un rimborso, io sono uno che fa tutto quello che sto facendo, lo sto facendo a spese mie. Questo può anticipare una sua eventuale candidatura a sindaco di Agrigento? Ma il movimento di Cateno punta tantissimo alla candidatura di uomini che vengano dalla base. Se gli agrigentini mi faranno capire che sono cresciuti e che accetteranno il vero cambiamento che potrei essere io, e lo sventolo già da anni, potrei veramente scendere in campo, però poi ancora è prematuro. Certo è che questa amministrazione sta dimostrando di purtroppo non essere al passo con i tempi ed essere tornata a 40 anni fa, quando le cose si facevano nei sottoborghi come la carboneria.